Tra le tante iniziative collaterali presenti alla 72esima edizione del Mandorlo in Fiore c'è quella della mostra di acqueforti e fotografie curata dal maestro Pino Di Silvestre dal tema Un omaggio a Leonardo Sciascia, che è organizzata dal Centro Culturale Per Paolo Pasolini, diretto da Maurizio Masone. Non poteva non mancare un evento come questo, collaterale. Ci hanno chiesto di fare qualcosa per questa festa del Mandorlo. Avere una via Atenea ricca di eventi credo che sia il modo migliore per dare questo contributo. Questa mostra, che durerà fino al giorno 18, quindi anche oltre la sagra, ci consente di omaggiare Leonardo Sciascia. Io credo che per chiunque venga in provincia di Agrigento per questa festa, avere un posto dove poter vedere le opere di Pino Di Silvestro sia una cosa di estremo interesse, in particolare perché è qualcosa di unico, che difficilmente è visibile. Questo lavoro, queste acqueforti, sono una produzione di grande valore artistico, ripercorrono la storia letteraria di Leonardo Sciascia e Pino Silvestro, da uomo di cultura, credo che ci ha offerto questa opportunità in un momento così bello per la nostra città. Dunque, queste opere io le ho dedicate a Leonardo Sciascia relativamente a 25 suoi titoli, i quali titoli dei suoi libri portano un'epigrafe. L'epigrafe è l'antiporta del romanzo e quasi coagula tutto il romanzo che ancora si deve leggere oppure si deve scrivere. Ne ho scelte 25 e cercando di dare ad ogni immagine quel coagulo che c'era già nell'epigrafe per sintetizzare con una sola immagine tutto il romanzo. La mostra di Pino Di Silvestre inserita nel giorno del via del 72esimo Festival del Folklore? Sì, collegate al Mandorlo in Fiore ci sono tante attività afferenti le arti contemporanee, anche con esperienze innovative, con esperienze che hanno a che fare con il contemporaneo, e quindi una lettura del paesaggio della primavera e della città di Agrigento e del suo intorno. Naturalmente Racalmuto e Leonardo Sciascia ne fanno parte integrante in questa dimensione nuova, innovativa. Gli eventi di stasera, secondo quale criterio sono stati scelti? Sono legati alla rappresentazione dell'avvento della primavera, quindi non a caso abbiamo scelto un'opera di Stravinsky che si chiama appunto La Sagra della Primavera. È un modo di rappresentare l'esplosione della nuova stagione, che nel Mandorlo trova una sua declinazione ulteriore.